Mister Galfano, missione compiuta per l'Unitas Sciacca, però soprattutto nel secondo tempo l'Accademia Trapani vi ha messo un po' in difficoltà. Ma sai, il calcio, noi avevamo 2 gol di vantaggio e gli ho detto ai ragazzi che dovevamo chiuderla subito per non soffrire, perché è normale che l'altra squadra cerca di giocarsi tutte le proprie carte. Noi abbiamo fatto mezz'ora alla grande dove eravamo padroni del campo, abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo gol, segni rigore e finiva la partita. Lì abbiamo staccato la spina perché troppa sufficienza, no, sembrava che la partita era facile, ma non è così. Nel secondo tempo gli ho detto ai ragazzi appunto che se continuavamo a giocare così si riapriva anche la qualificazione, però la squadra si è messa bene in campo, abbiamo rischiato poco, era normale che loro tentavano il tutto per tutto, però alla fine bene così, quello che era importante era qualificarsi. Tra l'altro buone risposte dalla squadra, visto che oggi tra rotazioni fatte volontariamente, altre un po' forzate come quella di Concialdi, comunque chi è sceso in campo, soprattutto Yander, hanno dato buoni Sì, segnali. sì, abbiamo fatto giocare 6-7 ragazzi che giocano meno, quindi sapevo cosa mi potevano dare, però ho le idee ancora più chiare, che hanno dato un grosso contributo. Ha debuttato il ragazzino Pisciotte 2007 in avanti, ha fatto bene, quindi sappiamo che ci possiamo puntare su questi giovani. L'ho chiesto a Mister Melillo, lo chiedo anche a te, quanti appunti hai preso in vista di domenica, del rematch che però è per il campionato? Domenica sarà un'altra partita, ci sarà da soffrire perché l'Accademia Trapani è una buona squadra, è allenata bene da Melillo, quindi sono convinto che ci sarà da soffrire. Ci giochiamo le nostre carte, proviamo a fare un'altra grande prestazione e possibilmente cercare di vincere.